Pesci morti agonizzanti a Venezia, come nel Veneto orientale, un fenomeno che ha allarmato molti cittadini, ma sulle cause non ci sono ancora certezze. È morto in Thailandia dopo un incidente motorino il ristoratore veneziano 58enne Stefano Tolotti. In primavera sarebbe rientrato in Italia per vedere il padre. Sanità, liste d'attesa in Veneto, l'83% di visite e interventi chirurgici è stato recuperato. Restano ancora in lista d'attesa 150.000 prestazioni specialistiche. Nel 2022 sono aumentati gli infortuni e le malattie professionali denunciati da lavoratori veneti e la preoccupante fotografia emersa dai dati INAIL Veneto. Nobel, i lavoratori non si arrendono. Oggi l'incontro sindacale in azienda con i sindaci dei territori vicini, domani nuovo vertice con Confindustria. Si è sposata e non combatte più, ma ha fondato un'associazione umanitaria per supportare la popolazione e le milizie. Una nuova vita in Ucraina dell'ex pilotessa veneziana Giulia Schiff. Decine di studenti delle università di tutta Italia si sono ritrovate a Mestre per parlare di ambiente, sviluppo sostenibile, cultura della circolarità e riuso. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura, questa sera in primo piano un episodio che ha allarmato molti cittadini. Pesci morti o agonizzanti a Venezia come nel Veneto orientale. Sulle cause del fenomeno non ci sono ancora certezze. Uscendo di casa ho trovato una situazione allarmante, ho trovato decine di pesci agonizzanti e morti sul canale appunto davanti a casa mia. In laguna sono giornate contraddistinte da un'eccezionale bassa marea, che è un fenomeno ricorrente in questo periodo dell'anno. Ma pur abitando da sempre a Venezia, Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco, una scena del genere non l'aveva mai vista. Siamo al Rio della Fornace, un canale che taglia in due quest'ultimo lembo di dorso duro a pochi passi dalla Basilica della Salute, collegando il Canal Grande col canale della Giudecca. Io ho pensato bene di chiamare subito carabinieri, che mi hanno detto di chiamare la polizia metropolitana, che mi hanno detto che dovevo chiamare, insomma alla fine ho fatto tutto l'iter che mi è stato richiesto e spero che facciano dei controlli, anche perché mi hanno detto che non è stato un episodio isolato. L'episodio non è isolato e non riguarda solo Venezia. Nei giorni scorsi centinaia di pesci morti sono stati rinvenuti nel fiume Lemene, a Concordia Sagittaria e in aree vicine del porto gruarese. Dall'inquinamento alla bassa marea, intanto a Venezia il dibattito sulle cause della moria di pesci è aperto. Gli esperti preferiscono rimanere prudenti, ma Luca Mizzan, biologo del Museo di Storia Naturale, ricorda come con temperature basse i cefali tendano verso acque con temperatura mite. Se però ci arrivano in troppi e con poco ricambio d'acqua, rischiano di togliersi l'ossigeno a vicenda. Se fosse una causa così naturale sarebbe sicuramente un sospiro di sollievo. La paura è stata quella che fosse qualcosa di chimico, di ambientale, siccome se ne sentono di tutti i colori, sappiamo che l'aria non è sicuramente delle migliori in questo periodo, insomma vedere degli animali morti non è mai bello. Lo sapete, i fenomeni di bassa marea in questi giorni sono normali durante questo periodo dell'anno. Ciò non toglie che ai meno esperti di navigazione in laguna è richiesta massima attenzione. È una bassa marea eccezionale quella che stiamo vedendo oggi. Sì, effettivamente è una bassa marea eccezionale sia in centro storico, appunto nei canali del centro storico di Venezia e anche nelle isole della Laguna Nord e della Laguna Sud. Potrebbe anche essere pericolosa nel senso che i canali sono navigabili, sì, però bisogna stare attenti. Un po' più di attenzione per chi va in barca è il primo consiglio che il delegato alle isole del Comune di Venezia, Alessandro Scarpa, si sente di offrire in questo periodo di straordinaria bassa marea. O meglio, se i livelli appaiono particolarmente bassi, che si registrino ora non è affatto straordinario. In questo periodo anche io personalmente organizzavo certi lavori dove magari in presenza d'acqua sarebbe stato difficoltoso farli, no? E mi ricordo si interveniva anche proprio in questo periodo sui fondali più profondi. Fondali che almeno in questo periodo potrebbero non essere così profondi. Nei canali dell'estuario veneziano bisogna fare la massima attenzione perché poi ci sono anche i canali che in dialetto sono i ghebi e bisogna fare attenzione perché un metro più in là c'è il rischio che la barca rimanga in secca. Massima attenzione ai naviganti, ma non solo. Secondo il consigliere delegato alle
Tradizioni Giovanni Giusto c'è un motivo di interesse per tutti. Diciamo che abbiamo l'occasione di vedere un punto di vista o quantomeno un'immagine, anche se poco gradevole per certi versi, però così inaspettata e opportunistica, perché abbiamo l'idea insomma di quanto profondi sono i canali, di come sono fatte le fondazioni dei palazzi, ecco, e vedere anche magari quelle che sono le lacune che l'acqua, come un tappeto, nasconde. La cronaca ci porta ora in oltreoceano. È morto in Thailandia dopo un incidente motorino Stefano Tolotti, 58enne veneziano da oltre 20 anni, residente in Oriente. Figlio di una storica famiglia veneziana che fino agli anni 90 gestiva un negozio di antiquariato a Venezia e dopo aver lavorato a Mogliano per un'agenzia immobiliare si era poi trasferito per amore nel sud della Thailandia, dove ha investito in attività di ristorazione. In primavera Stefano Tolotti sarebbe rientrato in Italia per incontrare il padre Giampaolo, che da tempo vive ad Azzano X. Passiamo ora alla sanità. Oggi il punto della Regione Veneto sulle liste d'attesa e il recupero delle prestazioni sospese per il Covid. 450.000 prestazioni sanitarie sospese in Veneto a causa del Covid tra marzo 2020 e febbraio 2022. 2 anni difficilissimi per il sistema sanitario, che ha poi dovuto affrontare l'altrettanto complesso recupero di tutte le visite, interventi chirurgici e screening sospesi. Il recupero delle prestazioni saltate è stato avviato grazie ad un finanziamento ministeriale ad hoc di 40 milioni di euro. Con un recupero oggi complessivo rispetto alle 450.000 prestazioni che si erano accumulate tra il 2020 e l'inizio del 2022 di un recupero dell'83%. Per il recupero delle prestazioni le aziende sanitarie hanno potuto procedere attraverso il pagamento di un compenso aggiuntivo ai propri professionisti, attraverso il reclutamento di altro personale, ammesso che riuscissero a trovarlo vista la cronica carenza di medici, o ricorrendo extra budget al privato convenzionato. Recuperato l'83%, resta comunque una quota di prestazioni arretrate alle quali si aggiungono le nuove prescrizioni. Oggi noi abbiamo in sospeso circa 150.000 prestazioni specialistica, che sono quelle a 30 o a 90 giorni. Il Ministero ha stanziato un ulteriore finanziamento di 500 milioni di euro per tutte le regioni. Al Veneto dovrebbero arrivare circa altri 40 milioni. In cui metteremo in campo un altro piano per aggredire quelle che sono oggi le liste d'attesa che sono rimaste e che si stanno accumulando, e andremo anche a operare in parallelo rispetto all'appropriatezza delle prescrizioni e quindi a quella che è poi il range, che vede oggi sicuramente un aumento da parte dei prescrittori. Restano le criticità in ambito specialistico e chirurgico determinate dalla carenza di personale. I settori in maggior sofferenza sono quelli radiologico, l'oculistica e l'area ortopedica. Sono liste d'attesa che sono dettate non solo da un aumento della prescrizione, e questo lo vediamo, e quindi anche i medici prescrittori, specialisti stanno prescrivendo molto, probabilmente anche il periodo post-Covid porta a questo, e poi sicuramente legata alla carenza di personale. Cambiamo ora argomento, perché dal mondo del lavoro arriva una preoccupante fotografia. I numeri sono molto preoccupanti, negativi, crescono gli infortuni sul lavoro, crescono gli infortuni in itinere, crescono anche gli infortuni mortali sul lavoro, purtroppo in Veneto in questi 2 anni. È la fotografia scattata da INAIL Veneto presentata nella sede CISL di Mestre. Sono oltre 83.000 gli infortuni denunciati nel 2022 a fronte dei 69.427 dell'anno precedente, tra cui 113 mortali. Il manifatturiero, sanità e assistenza sociale, trasporto e magazzinaggio sono i settori che registrano il più alto numero di denunce e che vedono la provincia di Verona più colpita, seguita da Venezia e Vicenza. Anche le denunce di malattie professionali non si arrestano, passando da 3.416 del 2021 a 3.917, con Padova al primo posto, seguita da Venezia e Verona. Da qui nasce il progetto Take Care of You. Noi abbiamo deciso di costruire questo progetto con la partecipazione dell'INAIL e dell'Università Ca' Foscari di Venezia, focalizzandolo sui 2 settori più a rischio, che sono l'agricoltura e l'edilizia, e focalizzandolo in particolare sulle malattie professionali, che sono gli aspetti meno visibili dei rischi alla sicurezza, perché l'infortunio purtroppo è un evento traumatico di cui ci si accorge. Le malattie professionali invece sono subdole, sono invisibili e ci se ne accorge molto spesso dopo la fine magari del rapporto di lavoro, e quindi vogliamo sensibilizzare
i lavoratori su questo tema. Attività di sollevamento pesi, di movimenti ripetuti, quindi sono malattie professionali che non si evidenziano immediatamente, è tipico delle malattie professionali rispetto agli infortuni. Gli effetti di un'esposizione ripetuta negli anni a un certo tipo di lavoro si vedono anche a distanza di anni. Un dato che fa riflettere è anche quello relativo all'età degli infortuni mortali. Si perde la vita di più tra i 50 e i 64 anni, ma con un'incidenza allarmante rispetto agli occupati dei giovanissimi tra i 15 e i 24. Perciò il progetto è destinato anche a loro. Rimaniamo nel mondo dei lavoratori e torniamo a parlare dell'Ax Nobel di Scorzè. Fumata nera oggi all'incontro sindacale con i sindacati e domani nuovo vertice. C'erano anche tutti i sindaci dei territori interessati a sostenere i lavoratori e le lavoratrici della Akzo Nobel di Peseggia, che produce vernici per legni, nell'incontro odierno tra sindacati e vertici aziendali a porte chiuse. Obiettivo: scongiurare la chiusura dello stabilimento per delocalizzare in Svezia, lasciando in braghe di tela le oltre 50 famiglie che vi lavorano. Quindi il sindacato che vuole prendere tempo per ragionare bene, per capire quanto i lavoratori possono portare a casa, perché è quasi pacifico che la ditta chiuderà, ma bisogna salvaguardare gli operai. Domani dalle 10 un nuovo incontro dei sindacati, stavolta nella sede di Confindustria, per chiedere garanzie a tutela dei lavoratori. Dopodiché, visto che ancora nessun compratore si sarebbe fatto avanti, sebbene l'azienda abbia aperto l'ipotesi di cedere l'attività, ci sarà un successivo nuovo incontro tra i sindaci con una nuova proposta già sul tavolo. Potrebbe essere chiedere che ogni sindaco del territorio chieda alle ditte del proprio territorio di ritrovarci tutti insieme e ragionare sull'importanza di tenere alta l'attenzione, ma soprattutto di vedere se all'interno delle varie industrie e delle varie ditte c'è la possibilità di ricollocare gli operai. La trattativa con l'azienda è ancora molto distante, non siamo contenti di come si sta muovendo l'azienda, neanche sulla fase di una scelta di cercare di trovare una soluzione alternativa a quella che è stata la chiusura. Ci hanno chiuso le porte sulla possibilità di restare. Tra i nodi da sciogliere la questione legata alla cassa integrazione, con i famosi 50 milioni di euro messi a disposizione del governo, ma sembra a tutela di altre aziende. Faccio da 30 anni questo lavoro, non ho mai visto che in situazioni di crisi il governo non finanzi gli ammortizzatori sociali. Quindi, tradotto, questa è una scusa che l'azienda ha avanzato per dire: firmiamo in fretta la cassa che me ne vado dall'Italia. All'incontro presente anche la Regione, che intende portare la questione a Roma e da qui fino in Europa. Questo è un qualcosa che lo Stato deve prendere in mano, come prende in mano altre situazioni, e ribaltare anche in Europa questi problemi, perché non è possibile che un'azienda di un altro Stato europeo venga a prendersi, diciamo, i gioielli del territorio e portarli in un altro posto per un mero valore di mercato. Cambiamo ora argomento, una nuova vita in Ucraina per l'ex pilotessa veneziana Giulia Schiff. Infatti si è sposata e non combatte più, ha fondato un'associazione umanitaria per supportare la popolazione e le milizie. Ciao bella gente, siamo in missione umanitaria. Ha smesso di combattere, ma la sua vita resta in Ucraina, dove ha trovato anche l'amore. L'ex soldato Viktor, 29enne, che aveva conosciuto nel maggio scorso nella legione straniera e che ieri ha sposato con matrimonio civile. Per la 24enne ex pilotessa di Dolo, balzata agli onori della cronaca per la denuncia di nonnismo all'Accademia di Pozzuoli e poi espulsa dall'aeronautica, è una svolta. All'inizio della guerra aveva fatto rumore il suo arruolamento con le truppe di Kiev e la sua partecipazione ai combattimenti in diversi territori, dal Donbass a Kharkiv, nome di battaglia Kida. Ora ha smesso di imbracciare il fucile e porta aiuti supportando le milizie. Abbiamo creato una fondazione con cui stiamo raccogliendo. L'Italia ci manda un sacco di cose tramite aiuti per Ucraina e abbiamo portato a questa signora qua, questa coppia qua, che poi li distribuiscono in tutto il quartiere. Adesso siamo a 7 chilometri dai russi. Tutto questo insieme al neomarito Viktor. Lui, spiega Giulia, ha dovuto fermarsi per motivi di salute a causa dei danni subiti per le pressioni delle bombe in diversi episodi. Per stargli vicino, a novembre ho mollato tutto e sono tornata da lui, ma non abbiamo smesso di andare al fronte.
Adesso abbiamo fondato un'organizzazione di beneficenza che porta aiuti ai soldati e sono in cantiere tanti altri progetti. Ecco, era pieno fino a tappo di borsine e borsette. Vi faccio vedere dove le abbiamo portate, a casa di una nonnetta che poi le distribuirà tutto il quartiere. Eccoci in diretta, guardate che roba! Guardate che cosa abbiamo messo insieme. Una nuova vita nell'Ucraina ferita insieme al suo Viktor. Ciao a tutti! Ciao. In primo piano ora il terremoto in Turchia e Siria. È pronto infatti a partire il primo carico di materiale dal Veneto. Già oggi in partenza per il porto di Trieste i primi mezzi saranno 6 autotreni a trasportare il materiale fornito dalla Protezione Civile del Veneto per i terremotati. Il materiale inviato consiste in 500 letti completi, 2 generatori di corrente da 500-800 kWh, 2 container da 20 piedi, un blocco servizi completo di 2 WC e 3 docce, una torre faro, 42.500 occhiali protettivi. Il materiale è stato concordato con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e del Sistema dell'Unione Europea. Torniamo ora a Mestre. Studenti universitari di tutta Italia si sono ritrovati per discutere di mobilità sostenibile. Oggi abbiamo 250 studenti presenti all'M9 di Mestre che rappresentano più di 30 università italiane, da Palermo a Torino. Decine di studenti delle università di tutta Italia si sono ritrovati all'M9 per parlare di ambiente, sviluppo sostenibile, cultura della circolarità e riuso. L'incontro organizzato dagli studenti di Ca' Foscari ha ospitato diversi workshop, in particolare riguardo alla mobilità sostenibile. Si può declinare in varie forme appunto l'e-mobility, passando da mezzi alternativi alla solita automobile a metodi anche di alimentazione dei veicoli diversi da quelli normali. Con le energie rinnovabili invece vogliamo andare a parlare non solo delle energie rinnovabili nell'ambito automotive, ma anche nella vita di tutti i giorni, come alimentare le nostre case, come alimentare le nostre industrie. Per me è importantissimo partecipare a questi eventi, tra l'altro è il mio primo evento. E innanzitutto ho conosciuto tantissimi altri ragazzi e ragazze con la mia stessa passione e in più questo è un importante evento perché ti permette di conoscere delle aziende importanti che possono essere, diciamo, una base solida per il mio futuro e il futuro di tutti noi che siamo qua. È il tema centrale di questo evento, la sostenibilità. Il Veneto, come ha detto anche l'assessore, si sta muovendo in quest'ottica, anche la struttura insomma, in cui si posiziona Venezia obbliga a questo tipo di tematiche e quindi assolutamente è un tema centrale. Noi giovani cerchiamo anche di spingere più magari delle generazioni precedenti. Il mercato delle aziende si sta indirizzando su questo. Ho seguito un workshop appunto su quello che è la mobilità sostenibile, quello che sono le nuove auto, nuovi mezzi di trasporto, anche quelli che sono i motocicli eccetera, e questo ci ha fatto capire proprio dove sta andando il mercato, un mercato italiano che comunque è forte, cioè ci sono alcuni a livello anche di biciclette ce ne invidiano all'estero e quindi anche il Made in Italy è un valore aggiunto che molto spesso ci andiamo a dimenticare ma che dobbiamo prendere in considerazione. Questo era l'ultimo servizio, da Venezia è tutto, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Anticiclone protagonista, ancora sole e caldo, ma con la stabilità atmosferica si aggrava la siccità e aumenta lo smog. Il dettaglio di giovedì 16 febbraio. Sul Veneto di mattina possibili foschie o nebbie sparse in pianura ma anche in alcune valli prealpine. Localmente potranno essere anche fitte. Cielo da sereno a poco nuvoloso invece altrove. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 1 grado, massime tra 10 e 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso su costa e pianura pordenonese saranno possibili locali banchi di nebbia, cielo più sereno invece sui restanti settori. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. Sarà infatti soleggiato con nubi alte in transito e locale formazione di foschie, specie dopo il tramonto. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 13-15 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.